Arcuri. Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, siamo in diretta sulla pagina Facebook, ogni volta rientro la pubblicità ci autopubblicizziamo, vi ricordo che siamo in diretta anche ovviamente come orari, sono le 22, 10 minuti più, minuto prima, minuto meno, scusatemi. Dennis, messaggi, novità? Sì, allora possiamo andare con altri 4 messaggi, ricordando insomma ai nostri telespettatori che ci possono anche telefonare allo 049 87 77 53, oltre ai messaggi insomma che già stanno arrivando davvero molto numerosi. Questo è il primo. È giusto che riapra tutto quanto prima, altrimenti moriremo di depressione, infelici e senza più un'economia. Il governo sta facendo disastri. Questo è il primo messaggio. Andiamo anche con il secondo. Ma come si fa a riaprire le scuole con presenze al 100% quando le classi sono composte da oltre 30 studenti? È impossibile mantenere il distanziamento di 1 metro se prima della pandemia i banchi erano già addossati ai muri perimetrali. Mancavano e mancano ancora le aule capienti, ma nulla è stato fatto in questi mesi. Non servivano i banchi a rotelle, bensì aule più spaziose, o meglio ancora lo sdoppiamento delle aule. Grazie per quello che fate, questo ce lo scrive Sante. Andiamo con il terzo messaggio. State distruggendo il paese più bello del mondo, aperture e chiusure senza nessun senso che ci manderanno al fallimento. Riaprono e si torna in rosso, chiudono e diventiamo gialli pensando di esserne usciti dilettanti. E andiamo anche con il quarto messaggio. Solo una cosa dovete fare: vaccinare, chiedo scusa, tutte le forze sulle vaccinazioni e slittare tutto il resto. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno siglato mesi prima i contratti con le case farmaceutiche, mentre l'Unione Europea dormiva. Perché qui diventa preoccupante, perché si lamentano tutti, ripeto, in una situazione drammatica dove qualsiasi persona che debba prendere una decisione è in difficoltà, governo, imprenditori, categorie e tant'altro, però bisogna trovare una soluzione. È possibile che noi siamo anche un paese di fantasia, un paese che costruisce molto, soprattutto anche a chiacchiere, non riesca a risolvere questo problema che è drammatico? Patrizio Bertì, lei è stato a Roma, ha parlato con la Lamorgese proprio in virtù dell'usura di quello che stava dicendo prima Marinese, e cosa le ha detto? Tornando al discorso, per finire, quello che diceva Roberto Marcato sulle banche. Ah, perché c'è la risposta di Marcato, giusta? Sì, poi esatto. Chiedo scusa, mi ha fatto ricordare Marcato. Roberto, la risposta a quello che ha detto prima Bisato. Sì, rispondo a Bisato e anche al medico. Allora, per quanto riguarda Bisato, lui lo sa, io sono molto meno ecumenico di lui, nel senso che a me la forma interessa relativamente. A me interessano e mi innamoro poco anche delle dinamiche, io mi innamoro solo ed esclusivamente degli obiettivi. Allora, qui se c'è un conflitto di visione fra i partiti che sostengono il governo, ma perché dobbiamo fare finta che vada tutto bene, fare un voto unitario e così, come dire, stappiamo le bottiglie di Prosecco, siamo tutti felici? Se io reputo che una scelta sia sbagliata, io ho il dovere sacrosanto di dirlo. Non mi interessa la forma, e non è che il voto contrario o a favore o il dissenso venga percepito dagli italiani chissà come quale malattia endemica. Gli italiani se ne fregano altamente. Però Marcato, mi scusi Marcato, Roberto, mi scusi se intervengo, ha ragione, il ragionamento non fa una piega, però è anche vero, come diceva Bisato, non voglio fare l'avvocato di nessuno, però se lei entra in una stanza ed è al governo e ovviamente ha le sue idee da dire, le dirà in quell'ufficio, in quel momento, con quelle persone. Quando esce da quell'ufficio per l'Italia intera deve uscire con un'unica idea per tutti. Questa è unità di governo. Mi scusi, finisco Roberto Marcato, questa è unità di governo. Lei può litigare all'interno, Questa si chiama ipocrisia, e se c'è un limite endemico della politica italiana è esattamente questa. Noi siamo un paese di ipocriti, a noi piace la copertina patinata, ma gli italiani, i commercianti, i ristoratori, il barista,
il titolare della palestra, il DJ che non lavora da un anno. A questi qua non ne frega niente della giacca, della cravatta. Loro vogliono soluzioni vere. Noi dobbiamo smetterla di avere una comunicazione efficace e una sostanza inefficace. Questo è un momento storico in cui viene richiesta la sostanza. La forma ha un ruolo assolutamente... No, ma mi scusi Roberto Marcato, mi scusi, non riesco, mi scusi Roberto, non riesco a capire, io le chiedo anche scusa se magari mi fa capire meglio. Allora succede che lei oggi fa parte, dico lei capisca, il suo movimento, il suo partito fa parte del governo, c'è da fare un ragionamento, si ritrova con i ministri all'interno del Parlamento dove vi trovate e ragionate, è lì che lei deve battere il pugno e prendere a cazzotti gli altri ministri per convincere di fare quello che vuole lei. Finisco. Ma nel momento in cui lei è al governo ed esce da quell'ufficio, non è ipocrisia, deve essere d'accordo con tutti gli altri, se no lei si alza ed esce da lì, perché se lei va dentro... allora per quale motivo? Se io non potete fare di lotta e di governo, Assessore, non potete essere di lotta e di governo. Guarda, io sono entrato in Lega nel 92 e ho sempre avuto questa visione politica di lotta e di governo e continuerò ad averla fino alla morte. Perché sono sempre stato convinto, e la mia cultura politica questo mi dice, sono sempre stato convinto che la coalizione di governo non sia un'adesione fideistica, come ho detto prima, sul Messia, ma sia una coalizione su degli obiettivi, dove noi dobbiamo trovare delle modalità condivise per raggiungere gli obiettivi, ma sono quelli sì condivisi. Ma le modalità, se sono condivise bene, altrimenti io dico che non sono d'accordo. No, ma d'accordo, Roberto Marcato, c'è un passaggio, mi scusi se insisto poi mi taccio, mi scusi perché è importante quello che sta dicendo, è un passaggio determinante, mi scusi, lei entra, io e lei siamo due partiti opposti uno dall'altro, a un certo punto, non voglio fare la storia o le favole, ci mettiamo d'accordo per un'unità nazionale e ci mettiamo d'accordo che per un determinato periodo andiamo tutti d'accordo per il bene dell'Italia. Anche se siamo nemici, È sbagliata la premessa, non è così. Questo è stato detto. Questo è stato detto. Allora ci troviamo, io e lei andiamo in un ufficio. Discutiamo sulla scuola, faccio un esempio, sulla scuola lei ha delle vedute, io ho delle altre, però discutiamo, litighiamo in quell'ufficio, ma quando usciamo per l'unità nazionale dobbiamo trovare l'accordo. Lei ed io dobbiamo arrivare a un compromesso per il bene mi lasci Bisato poi, per il bene dell'Italia, ma nel momento in cui dal mio modesto punto di vista usciamo da quell'ufficio dobbiamo avere le idee chiare tutti e due, io e lei, è lì che dobbiamo litigare, è lì che dobbiamo battere il pugno, ma nel momento che usciamo dobbiamo dare al Paese la stessa programmazione che abbiamo detto quando faremo un Paese di unità nazionale. Mi scusi, mi sembra semplice come ragionamento, dopo lei ha le sue idee, io le mie e sono d'accordo con lei, ma nel momento che c'è questa... Se lei fa delle premesse che non sono corrette, il ragionamento alla fine, il risultato è un risultato scorretto, perché lei ha detto una parola magica che si chiama compromesso, cioè lei ha la sua posizione, io ho la mia, andiamo al tavolo di discussione, come è capitato molto spesso anche con Bisato su altri temi, discutiamo e troviamo un compromesso che, per quanto mi riguarda, il compromesso deve essere un punto più alto rispetto ai punti di partenza, non un punto più basso. D'accordo. Se invece alla fine quello che si dice è no, quello che ti dico se così punto e basta e tu ti adegui, questa non è discussione, non è nemmeno un compromesso. Si alza e va via, Roberto Marcato, si alza e va via dal governo. Secondo me si alza e va via dal governo. Se lei non è d'accordo, io non sono d'accordo, se non troviamo l'accordo, già che avevamo detto dell'unità nazionale, io Giorgio Bonino mi alzo e vado via. Allora lei la vede così, io non la vedo così. Cioè, no, perfetto, era per capire, prego. Sono due posizioni completamente diverse. Dopodiché mi faccia dire un'ultima cosa su invece quello che diceva il medico, e secondo me questo è un tipico esempio di lavarsene le mani, perché a parte il fatto che piove governo ladro è una frase che sentiamo dalla notte dei tempi, però vorrei ricordare, visto che lui faceva cenno al sistema demolitorio del Movimento 5 Stelle, vorrei ricordare che fino a pochissimo tempo fa illustri autorevoli
del mondo delle associazioni di categoria, del mondo della sanità, del mondo della cultura, vedevano nell'arrivo messianico di Beppe Grillo la via salvifica per rivoluzionare il nostro paese. Fino a poco tempo fa 2/3 del paese erano tutti grillini ed erano convinti che bastava votare Grillo per scardinare questo meccanismo perverso che si chiama Italia e arrivare alla nuova vita. Perché la politica aveva deluso. Però Giorgio, forse l'assessore... Scusate, io da remoto faccio fatica. Quando mi si dice che il sistema dei grillini ha demolito il sistema dei corpi intermedi, non è vero, è il sistema dei corpi intermedi che si è adeguato alla visione grillina. Ci sono delle responsabilità precise delle categorie, delle associazioni di categoria, delle associazioni culturali, delle università, dei corpi intermedi, dei sindacati, perché se noi pensiamo c'è un passaggio che si dimentica di risolvere tutto dicendo che la politica, come se i politici fossero degli elementi avulsi dal contesto, diciamo una cosa assolutamente scorretta, perché i politici sono dentro questo ambito qua e la politica non è solo l'assessore Marcato o il sindaco Bisato o il parlamentare, la politica è anche Bertin, la politica è anche il presidente di Confindustria, la politica è anche lei che rappresenta una categoria professionale. Questa è la politica, perché se pensiamo che la politica siano i 2 o 3 parlamentari che va a Roma, no, diciamo una cosa che non è vera, e così facciamo un torto. Poi lei, Bertin, che sta detto non è d'accordo su quello che ha detto. Scusa, non per fare cose, perché evidentemente l'assessore, essendo a distanza, non ha capito bene. Allora, assessore, non è così. Guardi che sta roba se la sono inventati, è cominciata con un signore che si chiamava Barack Obama. Io non ho detto che i grillini hanno portato a sistema un modo che ha fatto comodo alla politica. E allora se vuole che dico non alla politica quella che rappresento e faccio io, ma alla politica che deve essere eletta, che il consenso, anziché cercarlo sui territori, dentro le case della gente, dentro le imprese, se l'è cercato con i like, perché fa comodo, perché non c'è più chi doveva essere eletto, non ha più il confronto qualcosa, in base con un sistema politico in cui sui territori vengono paracadutati personaggi per cui si è appena detto che non si misurano sul loro gradimento, e su questo le ho dato un assist mondiale, visto che lei è uno dei più votati della regione d'Italia, quindi il più votato, no, d'Italia l'ho allargata come dimensione, bene, uno dei più allargati d'Italia, però lei mi dica da quant'è che la politica come partiti si interfacciano con le forze sociali, a meno che non siano sodali. Perfetto. In termini di cose. Bertin. Allora, io non mi lavo proprio per niente le mani, assessore, nel modo più assoluto. Anzi, ho messo un dito in un occhio che non è da poco, perché la politica che deve essere eletta ha azzerato, è stato chiaro. I rapporti con le parti sociali. Una postilla, il Movimento 5 Stelle che faceva riferimento Roberto Marcato è nato perché la politica non aveva soddisfatto le esigenze degli italiani. Bertin. Un tweet solo per quanto riguarda i corpi intermedi. Poi vorrei ritornare al problema. I corpi intermedi, ricordiamoci che è stato allora il governo Renzi che ha cercato di levare le Camere di Commercio e fare tutta una riforma dei corpi intermedi. Ricordiamoci le cose come sono e dopo inventiamoci tutto quello che vogliamo dietro. Perfetto. Tornando al discorso che faceva prima Marcato, che diceva appunto delle banche, noi piccoli non siamo più credibili in banca, noi siamo soggetti a rischio. Le banche non ci danno più soldini. Quindi quello che diceva Marinese, adesso concentriamoci sui piccoli, cerchiamo di rimettere in moto l'economia, il turismo, che è devastato. Se non facciamo questo, ricordatevi che ci sarà un effetto domino su questo Paese che è devastante. Cadremo tutti, perché i consumi, se non ripartono i consumi in maniera intelligente,
non si va fuori. Dopo c'è un altro aspetto, cominciamo sempre a lasciare spazio, e questa la politica deve intervenire, quando diciamo che l'e-commerce si sta prendendo, e parlo delle grandi piattaforme, il 60-70% del mercato. Noi siamo fermi, non possiamo neanche difenderci, non possiamo neanche fare niente, però tutti sono silenti anche su questo. Allora, o questo Paese si riforma in maniera seria, o questo Paese non ha più storie da raccontare. L'e-commerce e molte attività sono state chiuse, diciamo che la pandemia ha dato un colpo di grazia, ma stavano già chiudendo molte attività commerciali per via dell'e-commerce, insomma bisogna riconoscere lui dice questo. una cosa diversa. Sì, ho capito, ma ho aggiunto... No, non hai capito, perché lui dice una cosa diversa. Ho aggiunto quello che ha detto lei. No, lui dice una cosa che per noi ha un valore. Chi fattura miliardi deve pagare le tasse in Italia. Se continua a non pagarle, le paga è Dublino, dumping. le paga Dublino, lo paga 0,3%. Con la tassazione unica? È un problema europeo. Bravissimo, Cioè, questo dobbiamo fare se vogliamo. Aziende che fatturano miliardi e noi fatturiamo migliaia, gli altri fatturano miliardi, noi per migliaia paghiamo decine di migliaia di tasse, migliaia per decine. E chi paga e chi fattura miliardi? Certo, noi continuiamo a guardare l'albero e non vediamo la foresta. Dov'è l'Europa in questo caso? Il mio discorso marinese era in aggiunta a quello che ha detto Patrizio Bertini, che l'e-commerce, ovviamente che non è tassato, deve essere tassato, siamo tutti d'accordo, che l'e-commerce già prima della pandemia aveva fatto morire molte attività commerciali, tutto questo. Dopo il motivo per cui la politica dovrebbe intervenire ma l'e-commerce ma le fa morire non perché l'e-commerce... Ma non parlo dell'online, io parlo delle grandi piattaforme che non pagano le tasse in questo Paese. Certo. Boaretto. Ecco, io mi inserisco, volevo dire due temi. Primo sulle banche che hanno trasformato la pandemia in un grande business, perché pensate solamente all'affare che fanno le banche con le moratorie. Per le aziende che non lavorano comunque maturano gli interessi, per le banche comunque matura un profitto. Qui il governo, che doveva avere una visione nell'approccio diciamo, negli atti per contrastare questa pandemia, ed era quella di pensare di salvare le aziende. Perché vede, se uno non lavora e comunque gli corrono gli interessi dei mutui che sono stati sospesi, alla fine è comunque un danno. Poi il fatto che siano stati utilizzati i soldi per pagare i debiti vecchi e sostituire la garanzia dello Stato alla garanzia dell'imprenditore, per le banche è stato un ulteriore business. Ma per tornare al fatto dell'e-commerce, Federalberghi da anni si sta battendo per mettere chiamiamola una regola. Pensate che solo la Regione Toscana, la Regione Lombardia e la Regione Veneto hanno inserito nella legislazione regionale il codice identificativo per tutte quelle attività che si nascondono dietro Airbnb. Questo perché era anche un modo per contrastare questo fenomeno dell'e-commerce che, come hanno detto le altre persone qui questa sera, effettivamente drena energie dal territorio italiano, le sposta in altri territori dove la fiscalità è sicuramente più vantaggiosa e quindi di fatto porta ad un risultato di un grande impoverimento della nazione italiana. Ma vi è di più. Non mettendo delle regole abbastanza stringenti sull'e-commerce, sta succedendo che le nostre città si stanno spopolando di quelle attività che non solo creano posti di lavoro e mantengono le famiglie, ma vanno a desertificare un tessuto urbano che diventa insicuro per chi lo va a vivere, creando difficoltà poi anche agli amministratori. Questi fenomeni perché avvengono? E torniamo a dare una risposta a questo. Perché la nostra politica, la politica, non ha la visione. Sta pensando a curare e a non prevenire il danno. Mi scuso dottore se uso questo termine. Perché vedete, stiamo tutti cercando di avere risorse, ristori, pagamento dei danni subiti, eccetera. Ma di fatto
non stanno proponendo la prospettiva futura. Perfetto. E questo è fondamentale. Io non vengo bisato perché ma c'è anche una grande verità. Bertini, stiamo un attimendo andando fuori dal ragionamento, perché il titolo della trasmissione l'Italia riapre, che sia la volta buona, questa che ne esce questa sera è una drammaticità incredibile. E ritornando al tema della puntata, perché lunedì riaprono moltissime attività, tra cui ristoranti, in maniera non soddisfacente come avete detto voi, sarà la volta buona oppure no? No. Per questo avevo chiesto l'intervento del medico, prego. Però ritorniamo sulla tematica, perché se parliamo delle banche e dell'usura... Ma torniamo sulla tematica, anche se a dire il vero tutto si tiene. Cioè non è che... Ho capito che qua stiamo vivendo una fase drammatica del mondo, non dell'Italia. Su questo io vorrei che tutti avessimo la coscienza e l'onestà intellettuale di riconoscerlo, perché altrimenti di settimana in settimana diciamo in Francia hanno riaperto e dopo vai a vedere che hanno chiuso totalmente. In Germania hanno fatto 3 lockdown, qua eravamo i peggiori. Qua si va a tentativi, tutti vanno a tentativi. Qualcuna la azzecchi e qualcuna la sbagli. Ma se c'è un dato vero, forse di prospettiva, e io spero che veramente cambiamo pagina, è che a questo tempo dell'anno scorso l'Unione Europea ha battuto un colpo. Non è fuori tema, è totalmente dentro il tema. Perché l'anno scorso io vi ricordo che ad inizio pandemia c'è stata la dottoressa Lagarde che aveva detto arrangiatevi, stati arrangiatevi. Sarebbe stata la morte totale dell'Unione Europea, che invece ha deciso, non dobbiamo dimenticarcelo, di mettere risorse proprie fatte con debito dell'Unione Europea per ristorare, per dare anche fondi perduti, in particolare a 2 nazioni. Noi abbiamo di fronte la possibilità di investire nei prossimi 5 anni 207 miliardi. Metà delle risorse messe per il recovery plan a livello di Unione Europea sono per la Spagna e per l'Italia. Allora questo cambia sostanzialmente. È per questo che io mi aspettavo, e non voglio buttarle in polemica, vedete che sono molto ecumenico, come dice l'assessore regionale. Io sono ecumenico, io credo nell'ecumenismo, veramente anche in politica, nella collaborazione. Il 30 aprile sta benedetta nazione con il grande uomo, non perché io voglia esaltarlo, ma perché ha giocato su quei tavoli, che è Mario Draghi, deve mandare il piano per la ripresa e la resilienza. Lì è la ripartenza dell'Italia vera, perché bisogna spenderli in 5 anni quelle risorse là, che sommate ad altri 100 miliardi che erano dentro i cassetti, ad altri tantissimi piani che erano fermi. Devono fare il cambio di prospettiva. E allora vi segnalo una cosa, che noi dovremmo avere la forza tutti, al di là delle appartenenze, di dire a questo Stato, che è quello che ci sta succedendo anche a livello di gestione della pandemia. Guardate, una cosa a cui non avevo mai fatto grande portata, ma invece è veramente il salto di qualità, che ci deve essere un unico strumento informativo nazionale in cui tutti i decisori e tutte le istituzioni pubbliche mettono i propri dati, un unico centro, un unico, perché non è possibile che per invitare chi deve farsi il vaccino ci sia un'anagrafe regionale sanitaria che fa acqua da tutte le parti. E non lo dico contro la regione del Veneto, perché farà acqua da tutte le parti anche in giro per l'Italia. Ma non è possibile che io abbia invitato una persona che era morta 28 anni fa, 10 anni fa, perché, come dire, hanno un'anagrafe che è della regione per la sanità, un'anagrafe dei comuni per i nati, morti, viventi, un'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate per quello che succede in economia, un'anagrafe dell'Agenzia del Territorio, un'anagrafe. Ma sti dati, se ci sono 10 persone, li imputeremo tutti nella stessa parte, aumenteremo ogni giorno il dato che vedono tutti, che leggono tutti, perché siamo un unico Stato e un'unica istituzione che lavora su quei dati là. Sembra una baggianata, sono miliardi risparmiati. Miliardi. Marinese poi diceva che chiama i comuni e dice: voi dovete chiamare i pazienti ottantenni perché non ce la fanno, che sono a casa, e noi gli diamo una mano, gli stiamo dando una mano. Questo è un sistema che non funziona. Ma questa è anche un'Europa che non funziona. Marinese la pubblicità, lo dice prima la pubblicità o dopo? Io sono ospite. Allora andiamo in pubblicità.
però